Bene, questa sera parliamo di alcuni problemi che ci attanagliano e che non derivano da mancanze di leggi o perché c'è qualcosa che va storto, cioè quello che va storto per noi è la burocrazia e adesso vi dimostriamo perché. Questo è un esempio di quello che le nostre leggi contro i reati ambientali, tanto proclamate, no? Per difenderci, eppure avvengono regolarmente. Questo qui è nella zona di Fara di Soligo, è venuto anche sul giornale, ma non più di 15 giorni fa anche a Pieve di Soligo è arrivato giù come una schiuma che lo ricopriva. Ogni tanto vi faccio vedere qualche immagine così vi rintracciate gli occhi. Allora, noi abbiamo tante leggi ambientali, le uniche buone per modo di dire, perché hanno anche dei controsensi, però accettabili, che potrebbero difenderci, derivano dal Trattato della Comunità Europea, che al comma 2 dispone che la politica della comunità è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio che inquina paga. Non ridete, ma è proprio scritto così, non c'è una parola aggiunta. In Italia, purtroppo, noi abbiamo l'abitudine di interpretare malamente le cose. Il principio di precauzione è perfettamente sconosciuto alle nostre autorità politiche e amministrative. Noi invece di intervenire sui problemi alla fonte abbiamo creato un poderoso sistema di protezione pubblica che interviene con potenti mezzi una volta che succede il fattaggio, e che inquina paga non è vero, perché chi inquina ancora oggi continua a fare i soldi e i cittadini invece pagano regolarmente. Il principio di precauzione è stato recepito nella legislatura italiana, quindi è una legge valida a tutti gli effetti, qualunque cittadino può pretendere che venga applicato. E abbiamo anche delle sentenze, molte sentenze ormai, che lo hanno confermato. Quindi, qui dice: le disposizioni del presente decreto si applicano tenendo conto del principio di precauzione quando è necessario un intervento di limitazione o di divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari. Quindi è proprio ben mirato, cioè l'obiettivo sono i prodotti fitosanitari in circostanze o aree specifiche, quindi nei campi o appena fuori, a fronte di un potenziale pericolo per la salute umana, animale e per l'ambiente. Quindi non dobbiamo dimostrare che il prodotto è pericoloso, basta che sia un potenziale pericolo. E abbiamo migliaia di studi che ormai lo dimostrano che sono molto più che potenziali pericoli. Questa è una sentenza del Consiglio di Stato che ricalca pari pari la legge dello Stato che abbiamo appena visto. Infatti anche qui dice postula l'esistenza di un rischio potenziale. Quindi una sentenza del Consiglio di Stato è perfino al di sopra della legge a cui si fa riferimento. Andiamo avanti. Ecco, questa è un'altra affermazione di derivazione europea. Il regolamento europeo ha stabilito, ed è stato recepito nella legge 309 italiana, i gruppi vulnerabili sono le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Per la prima volta hanno definito che questi principi attivi usati in agricoltura hanno almeno due classi di rischio, una acuta, quella che percepisce immediatamente, e una cronica che purtroppo non si sente subito ma nel tempo farà i suoi effetti. Quindi tale categoria comprende le donne incinte in allattamento, in nasciture, neonati, bambini, anziani, lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo. Quindi vuol dire che gli abitanti intorno alle aziende agricole sono i residenti esposti nel lungo periodo, perché le derive ormai sono assodate che esistono. Ecco, questo è un esempio di una collina dilapidata dai nostri scavatori, sopra le frontole.
da potenti scavatori, hanno fatto la loro traccia e hanno come impegno, la Regione Veneto dice, non so, fai 1000 metri, devi avere altri 2000 metri intorno, liberi. Probabilmente fra qualche anno tutti quei boschi che sono attorno alla vigna saranno uccisi, mezzi massacrati dai pesticidi che danno. Ecco, come non bastasse, lo Stato italiano è stato obbligato dalla Comunità Europea a emettere quel decreto legge 150 del 2012 e siccome era un po' farfugliato hanno dovuto dell'articolo 6 fare un altro estratto corposo per spiegare alla gente cosa doveva fare, perché nella legge evidentemente non era stato spiegato. Voglio solo leggervi i primi 2 obiettivi, perché questi sono gli obiettivi della legge, buonissimi. Ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. È il principio di precauzione, quello tanto dimenticato, però nelle leggi ce lo ricordano. Al punto B c'è scritto promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi. E adesso vediamo cosa è stato promosso dal nostro Stato e dalla nostra Regione. Allora, il decreto legislativo dice all'articolo 19 difesa integrata obbligatoria. Dal 1° gennaio del 2014 teoricamente in Italia non c'è nessuno che può fare coltivazioni che non rispettano i dettami della difesa integrata. Naturalmente queste regole sono date da ogni regione per tutti i tipi di coltivazioni che vengono eseguiti nella regione. Ed è bello da leggere. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari a partire dal 1° gennaio 2014 applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria. La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente. Saremo a posto, no? Che stiamo a raccontarci? Se va tutto bene, no? Poi, proseguendo invece, il PAM ha illustrato in modo più dettagliato tutte le misure previste da quel decreto. Non classificati come T, che vuol dire tossici, o XN, nocivi per la salute, vanno considerati un refuso, grazie alla Regione Veneto, e con questo refuso potremo ammalarci di più. Io ho analizzato 209 principi attivi consigliati dalla Regione Veneto. Di questi 30 sono sicuramente tossici per le api, quindi quando li usano, tranquilli, le api restano stecchite lì sul posto. 70 di questi principi attivi hanno effetti cronici per la salute, quindi vuol dire noi siamo immersi nell'ambiente che genera questi prodotti, male non sentiamo, fra alcuni anni o una decina d'anni una buona fetta, una percentuale di noi più sfortunati sentiranno delle conseguenze. Principi attivi tossici e molto tossici ne ho trovati 36. Quindi vuol dire che il fatto che la legge italiana prevede di non utilizzare quelli molto tossici, eccetera, la Regione Veneto se li presenta tutti quanti. Non basta, ogni anno la Regione Veneto spende dei bei soldini per gestire l'elenco di tutti i fitosanitari venduti nella Regione, divisi per provincia e per ULS. Ecco, io qui ho solo presentato quello diviso per provincia, perché i dati del 2014 li ho scaricati qualche giorno fa e ci va del tempo per elaborarli. Però questi sono i dati generali, ho potuto farli. Vedete che, malgrado tutto quello che dicono di ridurre, la provincia di Treviso è riuscita a incrementare l'utilizzo di fitosanitari chimici del 30% dal 2013 al 2014, alla faccia delle leggi che dicono di ridurre. Il bellunese, che è ancora verginello rispetto a noi, aveva 37 tonnellate nel 2013, è passato a 39, però da quello che mi ha raccontato ci sono 49, sì,
ci sono viticoltori che stanno acquistando terreni a tutto spiano per fare coltivazioni di prosecco, quindi i primi anni ne usano poco di pesticida, man mano che la pianta cresce poi incominciano a darlo con i cannoni o con le macchine eroratrici, e a quel punto lì incominciate a salire di tonnellaggio anche nella provincia di Belluno. Nel 2013 tutto il Veneto aveva consumato 15.833 tonnellate di questi prodotti ed era il 15%, il 10% di tutto quello che è consumato in Italia. Nel 2014 siamo riusciti a incrementarlo del 10%, quindi siamo bravini per crescere di questi prodotti, nella crescita di questi prodotti. Più fa male, più li usiamo. Adesso qui un altro tasto dolente. Il PAN ha stabilito con questo articolo che l'utilizzo dei prodotti per l'utilizzo dei fitosanitari ad azione erbicida. Il PAN è stato scritto dai tecnici del Ministero della Salute, dell'Ambiente e dell'Agricoltura e da quelli dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi tutte persone notoriamente informate dei prodotti fitosanitari, perché se non lo sono loro tanto vale che chiudiamo tutto. E hanno incominciato decisamente in modo pessimo, stabilendo in ambiente urbano. Ecco, noi stiamo combattendo ancora oggi per capire dove finisce l'ambiente urbano. Non c'è nessun comune che ha definito in modo organico relativamente a questa legge qual è l'ambiente urbano. Secondo, le autorità locali competenti, le leggi vengono fatte rispettare dalle autorità politiche, che si avvaleranno di autorità locali competenti, ma la legge va fatta rispettare dalle autorità politiche. Negli ambienti urbani, ossia nei comuni, e il sindaco. Non ho capito perché non hanno scritto il sindaco. Era talmente elementare, così sapevamo da chi andare. E poi hanno scritto un po' di cavolatine in mezzo e poi in particolare sono previste le seguenti misure. Quindi qui stiamo parlando della legge, che i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Allora, l'ambiente urbano è riferito alle zone frequentate dalla popolazione. Ecco, bisogna mettere in croce questi sindaci che ci dicano fin dove noi consideriamo l'ambiente urbano per evitare che chiunque metta erbicidi in quell'area, perché le troviamo per le strade dei ciuffetti alti così, gialli, è ridicolo, è bello verde o se no lo tiro via. I nostri magnifici tecnici ministeriali non si sono fermati lì, di cavolate ne hanno scritte anche altre. In caso di deroga, ecco, siamo in Italia, prima di applicare la legge si applicano le deroghe. E siamo fatti così noi, il nostro male atavico. E allora, in caso di deroga non si può ricorrere comunque all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio. E allora qua io comincio a dire, quelle non sono frasi di rischio, sono delle sigle identificative delle frasi di rischio e non sono riportate. In secondo luogo, in etichetta, per tanta buona volontà che ci mettiate, quelle frasi lì non le trovate. E allora dove andiamo a cercarle? Bisogna andare a cercare nelle schede di sicurezza, che ogni prodotto che comprate ha una scheda di sicurezza allegata dove scrive vita, morte e miracoli, diciamo scrive il 99%, perché il resto è scritto nell'etichetta dove manca quell'1%, che sono riusciti a non scrivere tutto in tutte e due le parti. Quindi questi egregi signori hanno mandato gli operatori agricoli e quelli che si interessano al problema a cercare le informazioni dove non esistono. E hanno fatto un bel lavoro. Ed ecco qua, io presento sempre cosa vogliono dire e cosa sono effettivamente le frasi di rischio. Intanto vediamo quello che ho segnato in giallo, sono effetti acuti, indicano effetti acuti sulla salute.
vuol dire che una persona immersa in quelle molecole percepisce immediatamente quello che c'è scritto là sopra, è in grado di scappare e presentarsi da un medico per farsi disinfettare o fare quello che deve. E vedete che le frasi non sono per niente insignificanti. Nocivo per inalazione, contatto con la pelle per ingestione, tossico per inalazione, contatto con la pelle, ingestione, molto tossico per gli stessi motivi, poi irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Ecco, queste sono le sigle e queste sono le frasi di rischio. Se andate nelle schede di sicurezza le trovate, se andate nell'etichetta avete sbagliato indirizzo. La parte rossa invece sono le frasi che si riferiscono a effetti cronici sulla salute. Vuol dire che queste molecole penetrano nel nostro corpo senza attivare le nostre difese che abbiamo, e penetrano anche a basse quantità, quindi a basse dosi, anche a quelle dosi dove trovate scritto inferiore a 0,1 mg, ecco, a dosi ancora più basse di quelle penetrano nel corpo, si accumulano in alcune parti, normalmente nelle parti molle, ghiandole e via dicendo, nell'arco di anni o decenni, in una percentuale della popolazione possono dare origine a fenomeni tumorali, e le troveremo anche più avanti. E vedete che le frasi sono ancora peggio di quelle che abbiamo visto sopra. Possibilità di effetti cancerogeni, prove insufficienti, rischio di gravi lesioni oculari, può provocare sensibilizzazione per inalazione o per contatto con la pelle, può provocare il cancro, quindi andiamo sul pesante, ragazzi, non è che stiamo parlando di robine. Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata, può ridurre la fertilità, può danneggiare i bambini non ancora nati. Bisogna dirle queste parole, perché anche solo leggere forse non dà tanto significato. Se uno le ripete incomincia a capire che è una cosa che è talmente importante da non passarci sopra. Possibile rischio di fertilità, possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati, possibile rischio per i bambini allattati al seno, e vedremo anche che c'è questo problema, possibilità di effetti irreversibili. Ecco, andiamo pure avanti. Qui vi presento uno dei nostri vigneti, giù in provincia, nelle colline del Prosecco, dove questo signore ha seguito le direttive previste dalle linee tecniche di difesa integrata della Regione Veneto, non fare più di 60 cm di erbicida sotto le vigne. Andiamo avanti. Questo, il sindaco qui era molto preoccupato che i cittadini rispettassero il bene pubblico, rispetta il verde, gli edifici e le attrezzature, poi ha dato il diserbante nei viali e nei giardini e ha scritto solo quel cartello: area sottoposta a trattamento con prodotto diserbante, e naturalmente le persone e i bambini ci giocano lo stesso. Ecco, quando si diserba, e adesso non si può più, però se avesse letto le etichette, sopra c'è scritto se ci vanno 24 o 48 ore di chiusura dell'area per evitare che animali e persone vi accedano. E allora parliamo diffusamente del glifosate, che è solo uno degli erbicidi. Guardate che ce n'è centinaia di principi attivi di erbicidi. Questo è solo il più venduto perché costa meno. Però quando si parla di erbicidi, il glifosate è un esempio. Noi parliamo che vogliamo fare la lotta a tutti gli erbicidi, non solo il glifosate. Dal 1999 questi due scienziati avevano già dimostrato la correlazione tra l'impiego del glifosate e l'incidenza dei linfomi non Hodgkin, che è un linfoma, è un tumore del sangue, e quindi, come ho scritto lì, nasce nel sistema linfatico e si sviluppa nei linfociti e nel tessuto linfatico dei linfonodi, milza, timo, midollo osseo, tonsille e altre piccole aree. Invece di combattere le malattie per cui sono stati creati questi linfociti, si accumulano e lì restano. È come se fossero dei soldati mandati al fronte, nell'ultima tappa si fermano e li aspettano. Magari possono poi allearsi anche con il nemico.
Ecco qui un esempio di quest'anno, di un comune qua del Grappa, dove il sindaco non è stato attento a dare le sue disposizioni e ha messo il diserbante in città. Per quei ciuffetti proprio non valeva la pena, forse era più bello lasciarli crescere, quando proprio altri li tagli e via. Naturalmente io scrivo sempre ai sindaci i malanni che fanno. Ma si può usare il vapore, si può usare altre tecniche, pirodiserbo? Basta non usare i diserbanti chimici perché sono vietati dalla legge, a me basta. Tutto quello che vuoi, meno, difatti lo sfalcio meccanico, a Pieve di Soligo si usa regolarmente lo sfalcio meccanico. L'anno scorso pioveva da matti e l'erba cresceva da matti e hanno usato sempre lo sfalcio meccanico. E gli erbicidi non si usano. Questi forum fitoiatrici io ho scaricato la relazione finale fatta da questi signori che sono gestori del verde pubblico di due importanti città del Veneto e dell'Emilia Romagna. È bello leggerlo perché è fatto da loro e quindi messo su internet, non è una cosa da poco. La letteratura scientifica ci dice però che il glifosato è la più frequente causa di problemi di avvelenamento in Italia. Disturbi di molte funzioni del corpo sono stati riportati dopo l'esposizione a normali livelli d'uso, quello che stavamo dicendo prima. Quindi io non devo rischiare perché mi hanno immerso in una nuvola, no, basta che passo dopo che l'hanno dato, entra nel mio corpo. È quasi raddoppiato il rischio di aborto spontaneo ritardato e i bambini nati dai laboratori esposti hanno evidenziato un livello elevato di deficit neurologici, quindi dei ritardi. Il glifosato prova un'alterazione della mitosi cellulare che può essere collegata al tumore presente nell'uomo. La mitosi è quel fenomeno che la cellula madre si scinde in due cellule figlie perfettamente identiche. Se manca questa identicità, ecco che incominciamo a entrare quei problemi. Il glifosato prova ritardi nello sviluppo dello scheletro del feto dei ratti in laboratorio, inibisce la sintesi degli steroidi ed è genotossico nei mammiferi. Ricordiamo che anche noi siamo mammiferini, più sviluppati ma sempre mammiferi. Nei pesci e nelle rane. Praticamente altera il DNA e crea quelle malformazioni interne o esterne che purtroppo conosciamo. È letale, altamente tossico per i lombrichi, è tossico per le farfalle e numerosi altri insetti benefici, come pure per le larve delle cozze ed ostriche, per la dafnia e via dicendo. Inibisce batteri e spori benefici della terra, specialmente quelli che fissano i composti azotati. Quindi più dai erbicida al glifosato, come abbiamo visto sotto la vigna, più la terra si impoverisce e tu devi dare più fertilizzanti. Quindi è una cosa, è come mordersi la coda. L'unico che ci guadagna è chi produce e vende questi prodotti, perché in uno ti distrugge la terra e poi nell'altro ti ricompone gli nutrimenti per la terra. Inoltre il glifosato è uno dei pesticidi maggiormente presenti nelle falde acquifere, lo vediamo poi. Bisogna tenere presente inoltre che tra i residui industriali del diserbante è presente la diossina. Quindi ci fa male due volte il glifosato, una volta in fase di produzione perché emette diossina e una volta in fase di distribuzione perché ha visto tutti i problemi che genera. In Francia è in corso un processo contro un'azienda per intossicazione da glifosato e per il risarcimento dei danni biologici. 3 donne su 10 presentano metaboliti di glifosato nel latte materno. Ecco, davanti a questa descrizione non si riesce a capire la resistenza dei sindaci a vietare l'utilizzo. Ecco qua, sempre dalle nostre zone, Fara di Soligo, sotto le vigne per un certo punto è andato bene, poi qui, visto che eravamo vicino all'acqua e il glifosato fa bene anche all'acqua, diamogliene un po' e non se ne parli più. Naturalmente denunciato al sindaco anche questo, non so perché cosa sia successo. Ecco qui, questa è una tabella che ho ricavato dai dati dell'ISPRA relativi all'anno 2010. Vedete che al primo posto, nelle acque superficiali, si trova come rilevamento il glifosato e il suo metabolita in cui si trasforma.
Perché nelle etichette potete ancora leggere oggi che il glifosate degenera immediatamente. Sì, degenera nel suo metabolita che mantiene le stesse caratteristiche sorgenti, quindi abbiamo lo stesso problema. Quindi non degenera ma si trasforma. Poi c'è la terbutilazina, ecco, eccetto quei 3 rossi che sono 2 fungicidi e un insetticida, tutti gli altri sono erbicidi, quindi quando vi ho detto che di erbicidi ce n'è a bizzeffe, quindi la lotta non è al glifosate, la lotta è agli erbicidi, perché nel rischio ambiente sono tutti tossici e il rischio salute, vedete che ce n'è nocivi e i tossici sono i fungicidi e l'insetticida, però gli erbicidi sono tossici per la salute umana. Ecco qua, io lo chiamo il giardinetto della salute, un'altra bellissima città del Veneto, dove il vialetto è stato generosamente diserbato con gli erbicidi. Naturalmente nel vialetto giocano e camminano mamme e bambine, va tutto bene ragazzi, dai. Ecco, io non mi stanco mai di ripetere che chi è il gestore della nostra salute sono i sindaci, bisogna chiedere continuamente ai nostri sindaci e ai politici che governano la regione, come primo passo per fermare l'inquinamento delle falde acquifere e proteggere la salute dei cittadini, vietare l'uso degli erbicidi chimici nell'agricoltura, nelle città, sulle strade anche extraurbane e sulle ferrovie, perché lì ne vengono usati a palettate. Le alternative ci sono, esistono, sono ben note, e bisogna passare finalmente dal dire al fare, perché non troverete mai nessun politico che vi dice che usa il glifosate per divertimento, no, perché non c'è nient'altro, no, c'è, basta informarsi e c'è. Ed ora, qui sono le dolenti note di un ministero che non risponde ai cittadini. Allora, girando su internet ho scoperto che il Ministero della Salute ha fatto questo decreto, perché ogni volta che autorizza un prodotto fitosanitario fa un decreto che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Se non riesci a trovarli così strada facendo su internet, andare a centrare la Gazzetta Ufficiale che li porta, perché sarà 200 pagine con 100 e più argomenti dentro, non lo trovi. Insomma, sta azienda ha fatto richiesta di registrare questo prodotto Duro 100 EC scrivendo che è uguale al prodotto di riferimento denominato Pola che aveva già registrato anni indietro. Allora io non ho potuto mettere tutto quello che ha scritto il Ministero, perché prima fa riferimento a un paio di pagine o 3 di leggi a cui si riferisce tutto il suo scavare per dire che si può fare. Poi una volta che viene definita, dice l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva penconazolo, uguale, questo io l'ho sottolineato in rosso perché sono le loro testuali parole, al prodotto di riferimento denominato Pola, registrato sempre con decreto dirigenziale. Ecco perché bisogna fare attenzione. Per registrare i prodotti fitosanitari c'è una prassi dove devono presentare studi, prove e via dicendo. Se interviene il decreto dirigenziale, scavalca tutte le prove e tutti gli studi e praticamente i burocrati del Ministero della Salute concedono l'autorizzazione. Quindi, e vi dimostra adesso che hanno scavalcato tutto. Loro continuano a considerare che la verifica tecnico-amministrativa, non so cosa abbiano fatto e francamente non mi interessa, ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione giù un'altra valanga di articoli e di leggi e concludono: il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento, rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva. Devono arrivare a questo punto per poter fare il decreto dirigenziale e scavalcare tutto quello che è previsto per l'immissione in commercio. Allora io a questo punto vado sempre sul sito del Ministero della Salute dove c'è il database di tutti i prodotti che hanno autorizzato e ho trovato tutti e due, quello vecchio e quello nuovo, e tanto per cominciare
come fanno a dire che uno è uguale all'altro quando qui c'è scritto irritante e qui solo nocivo per gli organi acquatici, per gli organismi acquatici. Lì mi ha insospettito, ho detto andiamo a fondo. Ho cercato le schede di sicurezza del prodotto nuovo, non le ho trovate, ma sono stato fortunato, ho trovato le schede di sicurezza del prodotto vecchio che a loro definizione è uguale a quello nuovo. Passo un po' avanti. Ecco, nella scheda di sicurezza del Pollack ho trovato 2 principi attivi descritti, perché nelle schede di sicurezza dicono, io ho parlato col Ministero, dicono che per motivi di brevetto non possono scrivere tutti gli ingredienti. Alle volte troviamo scritto l'1%, una voce con l'1% e il resto non si sa che cos'è. In questo caso c'erano 2 voci, uno è il tebuconazole, quello che loro hanno detto già nell'autorizzazione, l'altro è il cicloesanone. Il primo, un principio attivo, sono andato sul sito del database dei pesticidi della Comunità Europea e mi dice che è nocivo per ingestione e ha effetti sulla riproduzione. No? Quel significato là ha effetti sulla riproduzione, quindi ha effetti cronici sulla salute. In più sull'ambiente acquatico è tossico. Il secondo prodotto, il cicloesanone, non è gestito come principio attivo perché lo considerano un coadiuvante, un coformulante, però Sigma Aldrich è il produttore internazionale, un'azienda multinazionale. Sul suo sito io scarico valanghe di schede di sicurezza, non mi chiede niente e me le lascia scaricare, dove dice che ha tutti i guai di un prodotto nocivo per la salute. A questo punto il Ministero ha classificato il nuovo prodotto registrato come solo nocivo per l'ambiente acquatico. In realtà ha classe di rischio nocivo come effetti cronici per la salute e tossico per l'ambiente acquatico. Quindi il simbolo è XNN. Quindi questo è un lavoro fatto ai danni dei cittadini. Ecco, qui vi presento una scheda del Mancozeb. Mancozeb è il fungicida più usato ancora oggi attualmente nel Veneto, dopo lo zolfo. Al primo posto lo zolfo, poi c'è il Mancozeb. Andando sul sito dell'università inglese, di Hertfordshire, che ha lavorato 6 anni con finanziamento europeo per creare il più ricco database di principi attivi usati in farmacia e in agricoltura. Questo sito è frequentato sia dalle aziende produttrici di farmaci che di prodotti sanitari, dalle università italiane, americane e qualsivoglia, e qui ho scaricato cosa dice del Mancozeb. Il Mancozeb può causare l'ipertrofia delle ovaie, è un possibile intossicante della tiroide, è possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati, può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle, è altamente tossico per gli organismi acquatici. Questo è il secondo prodotto nel 2013, mi pare 242 tonnellate buttate in provincia di Treviso di questo prodotto. Andiamo avanti. Eccolo qua. Questo è un insetticida. Io lo chiamo il killer silenzioso. Con tutti i guai che dà questo prodotto c'è da chiedersi come mai non sia stato vietato. E dopo vediamo anche il perché. Intanto, è un inibitore della colinesterase. La colinesterase è come fosse, adesso cerco di spiegarvelo in parole povere, un collegamento tra i nostri centri nervosi e i muscoli. C'è un punto di contatto in cui avviene il passaggio di questo comando. Se io a quel punto di contatto ho un problema di colinesterase, non passa il comando. Quindi per i muscoli insensibili, cioè quelli che non sono comandati da me, io mi trovo ad avere dei problemi strani che non ho mai avuto in vita mia, perché non riesco a fare un qualcosa che normalmente, senza la necessità che io dicessi che devo farlo, lo faccio. Se invece mi resta a un braccio, ho difficoltà magari a muoverlo, alzarlo, prendere, ecco.
Il problema è solo temporaneo se viene colpito in determinata maniera, altrimenti può anche avere effetti duraturi. Andando avanti leggiamo che è un sensibilizzante della pelle, quindi vuol dire che non c'è bisogno di mangiarlo o respirarlo. Io ho un braccio nudo, mi penetra nella pelle, ma al galoppo. È altamente tossico per ingestione, è un neurotossico, e quindi fa parte già della polinesterasi, è sospettato di intossicare il sistema cardiovascolare del sangue, ha effetti sullo sviluppo e la riproduzione del feto ed è un possibile interferente endocrino. Ne vogliamo ancora un po'? Sì, è altamente tossico per le api e alcuni studi indicano un legame tra i metaboliti del chlorpyrifos e la difficoltà di apprendimento nei ragazzi. Quindi con questo prodotto dici come mai viene ancora utilizzato? No? Vai un po' avanti. Qui vi faccio vedere in una scheda di di questo prodotto CIREN 44C dove uno dei componenti è il chlorpyrifos. Cosa non scrive il produttore del chlorpyrifos? Quindi è un veleno pericoloso, cioè tanto per dirne uno, cioè se tu vuoi far usare il tuo prodotto non dici che è un veleno, però il produttore si è sentito di scrivere questo nella scheda di sicurezza. È chiaro che nell'etichetta non lo troverete, perché è inibitore della colinesterasi. A contatto con la superficie cutanea e con gli occhi, esso penetra rapidamente nel corpo. Le persone coinvolte devono ricevere immediatamente le cure di un medico. Ecco, diciamo che con questa indicazione io starei alla lontana. È inutile che mi dicono che chi lo dà è tutto intarabarrato, ma io che passo per la strada o che abito nella casa vicino, che venga irrorato con questa roba qua e non lo so, mi ammalerò e non saprò che dire grazie. Il prodotto nella scheda di sicurezza è indicato tossico se ingerito, nocivo se inalato, eccetera, eccetera. La parte bassa è quello che io scarico dal sito del Ministero della Salute, dove loro dicono eccezionalmente per voi il prodotto è nocivo per l'uomo e tossico per l'ambiente. Quindi tendono sempre a diminuire la gravità di quello che in realtà fa il prodotto, perché d'altronde si vede che non è proprio un prodotto leggero. Questo è un altro tipo di prodotto, il Pyrinex ME con il chlorpyrifos. Qui ho messo a confronto l'etichetta, vedete che il Ministero della Salute dice che è pericoloso per l'ambiente e irritante per l'uomo. Però il chlorpyrifos era tanto quello di prima come questo di adesso. Cioè non è che è cambiato il chlorpyrifos. In più nella scheda di sicurezza, che è questa parte qua a sinistra, vedete che scrivono tranquillamente le stesse sigle che abbiamo visto nella scheda di prima. E quindi i rischi di nocività, basta leggerlo, che questa è quella parte destra dell'etichetta. Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame. E adesso attenzione che viene il più bello. Non immettere bestiame al pascolo prima che siano trascorsi 60 giorni dall'ultimo trattamento. Io non ho mai trovato un cartello che mi dicesse qui il giorno 1 luglio 2015 è stato trattato con il chlorpyrifos, non ho mai trovato. Quindi noi possiamo attraversare tranquillamente terreni infetti finché volete e non lo sappiamo. Adesso ci aspetteremo che il Ministero li abbia proibiti, no? Purtroppo neanche stavolta ci è andata male, perché sempre girando su internet ho trovato questo decreto sulla Gazzetta Ufficiale e via dicendo, accompagnato da un'enormità di leggi a cui si riferiscono, perché fanno tutto a termini di legge, cioè ci ammazzano a termini di legge, non è che lo fanno da assassini, a termini di legge. E praticamente hanno autorizzato, quindi hanno riregistrato con decreto dirigenziale fino al 31 gennaio del 2018, perché io ho scaricato tutto, c'ho anche tutta la tabella con tutti i dati di riferimento, al 31 gennaio 2018, 72 fitosanitari contenenti il chlorpyrifos. Ho voluto fare un'indagine più approfondita, vediamo un po', ma saranno tossici, no? Quindi se sono tossici è vietato usarli. Provo un po' ad andare avanti. Poi ho fatto un'indagine sul sito del database del Ministero della Salute, di tossici ne ho trovati 3. Hanno fatto uno sforzo, 3 sono tossici. Ho detto, facciamo una richiesta contraria, quelli che non
sono classificati. Ne ho trovato uno letteralmente esente da classificazione. Purtroppo questo esente di classificazione, lo vedremo appena più avanti, ha l'olio di paraffina al suo interno, che il Ministero si ostina a dire non classificato, in realtà è tutt'altra cosa. Praticamente allora sono andato a cercare tutti quelli che il Ministero ha classificato nocivi per l'uomo e irritanti per l'uomo, e vedete 43 sono classificati nocivi, 19 irritanti e 13 solamente tossici e nocivi per l'ambiente. Quindi sono come tu mi vuoi. Se un agricoltore volesse seguire le indicazioni di legge, dice io uso i prodotti meno tossici, e invece usa sempre il clorpirifos. Il clorpirifos, una volta che c'è un prodotto tossico, sappiamo che non sparisce, rimane nelle acque, rimane nell'ambiente e non sparisce. Ed ecco qui l'olio, questo è l'olio di paraffina, che lo chiamano olio insetticida liquido, emulsionabile, olio bianco, però il nome tecnico è olio di paraffina. Distillazione frazionata del petrolio, quindi sappiamo che normalmente quei prodotti non sono commestibili e non fanno tanto bene. Questa è un'etichetta completa di questo prodotto, dove non è indicato frasi di rischio, però è indicato sotto: il prodotto è tossico per le api e gli insetti utili, non impiegare in fioritura. E ho detto andiamo a leggere quando lo devo impiegare. E ho sottolineato in primavera estate, primavera estate, primavera estate. È un problema usarlo quando non in fioritura. Questi qua arrivano dalla Luna. Sul sito dell'università inglese questo olio di paraffina lo classifica possibile cancerogeno con la frase R45 e alta tossicità per le api. Poi ho voluto sottolineare come fa a uccidere. Ecco, questo compiacimento mi ha dato un po' fastidio. Questo prodotto forma una delicata pellicola, cioè io ti uccido delicatamente, ragazzi, sopra l'insetto, impedendone la respirazione e causandone quindi la morte. Ecco, noi siamo capaci, bravissimi a fare queste cose qua. Adesso di seguito vediamo come il Ministero tratta l'olio di paraffina, esente da classificazione. Nell'etichetta compare esente di classificazione, nella scheda di sicurezza tutti i guai che ci può creare. Quindi quei signori che ci hanno mandato a cercare i problemi sulle schede, sulle etichette, hanno depistato volutamente la popolazione dalla ricerca soluzione. Vai pure, tanto qui sono tutti uno dietro l'altro, così vedete, ho messo le frecce che dicono esente, ecco, torno poi indietro uno. Ecco, questo qui, Buontalora hanno scritto irritante. Perché? Perché nei componenti appare da un 5 al 10% di zolfo. Per il Ministero lo zolfo è irritante, in qualunque composizione appaia, quindi hanno dato irritante al prodotto lì che contiene l'olio di paraffina. Però se andiamo a guardare la scheda di sicurezza vediamo che è nocivo con effetti cronici. Qui ho fatto 2 pagine di raccolta dei principi attivi che uccidono le api. Questi li uccidono, sicuro, non gli fanno male. Questi li uccidono. Sono 45 principi attivi e lì ho messo le famiglie di appartenenza. Vedete che ci sono gli avermettini, i carbamate, i neonicotinoidi. Noi sentiamo sempre parlare di neonicotinoidi, alla fine sono 4 principi attivi. Però gli organi fosfati, tipo il clorpirifos, ce ne sono molti di più. Se fai un salto, vediamo dall'altra parte il petrolio, che il Ministero si ostina a non classificare tossico per le api, mentre il produttore lo scrive nell'etichetta, e poi i piretroidi, che è la famiglia più numerosa di tutti i principi attivi che uccidono le api. Cioè, noi abbiamo una classificazione che gli inglesi chiamano moderate. Ecco, praticamente un prodotto tipo un erbicida qualunque può avere la classifica moderate per l'ape, vuol dire che non la uccide, la danneggia, ma non la uccide. Però facciamo una somma di tanti prodotti moderate, le api probabilmente non sopravvivono neanche con quelli. Fine. Per stasera ho finito io.
posso chiedere una roba veloce? Lei parlava dei tumori, su quale tumore è più comune? Noi abbiamo la tiroidi e prostate che galoppano sulle nostre colline, quindi potremmo fare il museo di questi due mali, perché sono i mali più diffusi, e poi i linfomi non Hodgkin, che sono quelli che hanno più riscontri nella nostra zona, proprio dovuti a questa serie di problemi. Bene, siamo un po' storpiti, no? Ogni volta che sento carissimo amico, ma noi siamo apicoltori per sbaglio, perché a questo punto come si fa a sopravvivere di fronte a queste situazioni così bestiali? Fa un clic. E quindi mi presento velocemente, sono Giuseppe Morosin, sì, faccio l'apicoltore da una vita e mi occupo soprattutto anche dell'aspetto delle fattorie didattiche e artistiche, cioè di trasmettere questa cultura alle nuove generazioni, perché è importante sì preoccuparsi a produrre, ma è importante anche che questa cultura venga trasmessa e venga portata avanti, proprio perché qualifica il nostro vivere, insomma. E quindi la battaglia che da tanti anni sto facendo è proprio questa, di lavorare con le scuole, soprattutto con i gruppi organizzati, e trasmettere questa forza che ha l'APE di farci conoscere dove viviamo, come viviamo e che futuro possiamo avere. Quindi parto proprio con un bigliettino. Di solito i bambini quando vengono in visita, pensate da cosa sto partendo, mi lasciano dei pensierini, no? Sintetizzano con un pensierino quello che loro hanno provato durante la visita che fanno nel percorso che fanno nell'apiario. E allora sto bambino di terza B di Cavaso ha scritto: le api sono fragili e delicate, ma dentro sono forti. Mi ha fatto riflettere un po' questa frase. Sono fragili e delicate, ma dentro sono forti. Effettivamente che siano forti è vero, perché sono apparse molto prima dell'uomo, milioni di anni prima, e hanno superato tutto quello che è successo. Finalmente l'uomo si è talmente specializzato che le sta facendo morire. Anche noi ci siamo evoluti, perché sennò far morire queste bestie qua, che se resistia a tutto, ai cataclismi, a tutto, quindi vuol dire che hanno una forza bestiale dentro. E effettivamente tutto quello che ci ha spiegato Carlotto prima ci fa capire come sta cambiando i nostri stili di vita, la nostra salute, il nostro modo di produrre e di vivere. Allora, partendo da questa considerazione, vai pure con click, vai con i click pure, vediamo che le api sono fragili e delicate fuori, perché hanno tutta una serie di strumenti. Ecco, fermati un attimo. Per esempio, guardiamo questo strumento che è l'antenna, no? L'antenna che ha l'ape, che è strettamente collegata al suo cervello. Guardate che complessità. Sono fragili e sensibili fuori, per forza, perché ci ha spiegato Carlotto che una molecola che colpisce i centri nervosi viene percepita facilmente da un'antenna così super sensibile, e questa subito lo fa penetrare nel suo cervello, nel suo sistema nervoso, e quell'ape non è più un'ape. Non è che muore stecchita, ma non ha più la capacità, soprattutto le bottinatrici, che sono quelle che vanno a raccogliere e rientrano, di fare il suo lavoro. Quindi si disperdono e non ritornano a casa, o hanno delle situazioni anomale all'interno dell'alveare, perché tutto quello che l'ape comunica con le antenne è fondamentale, soprattutto gli odori, i profumi, gli ormoni. L'ape è gestita dalla regina attraverso i feromoni che produce e che percepisce attraverso le antenne.
ha una struttura talmente sensibile che pulisce, guardate, con la streggia, che è un cuscinetto super raffinato che tiene sempre perfettamente pulite e queste antenne, questo organo super sensibilissimo. Tanto per capire con che tipo di individui stiamo parlando. Non andiamo a parlare dell'occhio o altro, perché anche quello è strettamente collegato col cervello e col suo sistema nervoso. Andiamo avanti? Ma dentro sono forti. Perché sono forti dentro? Ci ho pensato a queste cose. Dentro sono forti perché, fai dei click, vediamo, hanno dei laboratori biologici potentissimi. Il laboratorio che produce la pappa reale, il laboratorio che produce la trasformazione del nettere e del miele e che elabora il polline, che elabora la broccoli, le ghiandole che producono la cera, un altro laboratorio, e così l'odore della famiglia è un'altra ghiandola, e la ghiandola che produce il veleno. Abbiamo citati alcuni di questi laboratori. E quindi sono molto forti in questi laboratori, perché trovare un individuo che dentro di sé abbia la potenza di questi laboratori non è tanto facile e non è tanto comune. Quindi in più questa forma di laboratori particolari che loro sviluppano la valorizzano nel superorganismo alveare. 50.000 api sono in stretto collegamento con la trofalassi, comunicano continuamente tra di loro tutte queste sostanze. Quindi siamo di fronte a un individuo talmente evoluto che l'unione fa la forza, si muove come superorganismo alveare, si muove in un insieme di 50.000 individui, quindi possiamo dire che 50.000 cervelli sono messi insieme, ragionano nello stesso modo, è una cosa perfetta, è un meccanismo, cioè, forse se ci pensiamo ci sembra quasi impossibile. Andiamo pure avanti. Guardate le api sul favo che stanno facendo la trofalassi, guardate, basta solo osservarle un po' attentamente e questo scambio di sostanze che per loro sono messaggi, sono elaborazione di nutrimento, sono arricchimento di vari modi, avviene continuamente. Andiamo avanti. La comunicazione con la regina, che è sempre presente, pensate il valore che ha la regina all'interno attraverso, diciamo, la forza che emana, tutta la famiglia prende un certo equilibrio, un certo sviluppo. Quindi basta una molecola che tutto questo lo va a mandare a staccare lembo. Giusto? E come facciamo noi apicopettori capire che se rivaga molecola? Cioè noi vediamo solo degli spopolamenti, oppure vediamo solo che delle malattie si esaltano perché c'è un cocktail di queste sostanze che si vanno ad aggravare, non so, delle malattie che possono essere in atto. Dopo lo vediamo magari. Il grande Giorgio Celli, che penso tutti conoscete, lei è pure avanti con un altro click, la definiva un prestigioso insetto. E andiamo avanti, come vi dicevo, abita il pianeta da 300 milioni di anni, 40 milioni di anni abbiamo delle testimonianze fossili, dopo 25 milioni di anni si sono divise, diciamo, nelle varie razze, quindi si sono separate, sono evolute nelle varie razze. Andiamo avanti, l'uomo abita il pianeta da 2 milioni di anni, quindi immaginate perché l'ape è così perfettamente evoluta, proprio per questa sua storia. E questa è un po' la nostra evoluzione, un po' esaltata. Andiamo avanti. Quindi, sintetizzando, significa che, vai con un altro click, se del 1° gennaio appaiono gli insetti sulla Terra, vuol dire che l'uomo è apparso il 30 ottobre, tanto per capire la linea del tempo, e qua parliamo di milioni di anni, che non è facile farlo così concretamente capire. Ecco che ci colleghiamo a questa grande super evoluzione di questo insetto, no? Per quello è così perfetto, per quello è così sociale ed evoluto. Andiamo pure avanti.
e proprio Giorgio Celli lo ha definito un spirito selvatico, domestico, ecologo. Dopo io ci ho aggiunto qualcosa, lui lo ha definito un insetto ecologo. Vai avanti con i click. Se noi guardiamo il ciclo dei fattori ecologici dell'ambiente, che abbiamo fattori abiotici, l'acqua, la luce, il sole, i sali minerali, i produttori, vai avanti, i consumatori, fra cui ci siamo noi, andiamo avanti, i bioriduttori, e finalmente arriviamo a produrre l'humus e si chiude il ciclo, giusto? Se noi ragioniamo un attimo, mettiamo l'ape al centro, vediamo che è perfettamente in equilibrio con il ciclo dell'evoluzione dell'ecosistema. Proviamo a vederlo, vai? Allora, riceve dal sole la forza del sole, l'ossigeno, l'acqua, i sali minerali fondamentali dai fattori abiotici. Lei dà, e diciamo, subito il controllo dello stato di questi fattori, perché se riceve, diciamo, delle sostanze, un'acqua che porta delle sostanze che non è, subito ci dà il segnale che non è un'acqua sana. Il servizio di impollinazione è fondamentale con i produttori, con le piante, e ne ricava tutti i prodotti che sappiamo, quindi polline, nettare, eccetera. Con i consumatori ci dà il miele, il polline, la pappa reale, la cera, e riceve dei parassiti che le creano dei problemi di vita, vedi per esempio la varroa. E l'uomo riceve dall'uomo, allevatore, dall'apicoltore, le cure per poter, diciamo, essere protetta, e penso che abbiano fatto veramente un lavoro eccezionale gli apicoltori. Le api sarebbero scomparse forse se non ci fossero stati gli apicoltori che hanno provveduto con tanta cura a saperle così farle sopravvivere. Ma se c'è anche l'uomo distruttore, quello che ha spiegato prima Gilberto con tanta diciamo così, realtà. Quei fattori diciamo dei bioriduttori fa la decomposizione, tutta è pulitissima l'ape. L'ape nell'alveare quando è malata lo sporca, se no il suo alveare ricicla e separa e fa, diciamo così, riciclare perfettamente tutti i suoi rifiuti. E questo è un altro esempio di ape come insetto ecologo perfetto. Allora, questa è la cultura dell'ape, questa è la cultura che noi dobbiamo diffondere, il valore dell'ape nel territorio, nell'ambiente, nella nostra vita. Ma spesso noi siamo presi da tante altre cose. Pensiamo che il vasetto di miele venga prima di questo grande valore che ha l'ape all'interno del ciclo, e quindi andiamo a forzare delle situazioni per avere solo il prodotto. Ma dobbiamo veramente ragionare e stare più in equilibrio. Andiamo avanti? Il biomonitoraggio dell'ambiente lo conoscete bene, è fondamentale. Fermo? Allora, se abbiamo una sostanza inquinante attraverso l'aria, il suolo, l'acqua, questa logicamente la precipitazione e l'evaporazione, si ricicla, l'ape vola a contatto dell'aria, del suolo, dell'acqua, e queste sostanze se le capta sulla sua peruria, e quindi ci può dare esattamente la situazione di inquinamento che c'è sull'ambiente. Se andiamo avanti, aggiungiamo le piante, gli animali e l'uomo, vediamo che attraverso tutta la fase di diciamo così, inalazione, deposizione, assunzione, tutte queste sostanze prima o dopo arrivano all'uomo. Ed è semplicissimo capire come l'ape è al di sopra di tutto questo e ci crea uno stato di controllo della situazione di salute di quell'ambiente, di quell'habitat di vita. Quindi pensate anche qua che valore fondamentale. Ecco perché a volte usare le api si capisce di più di fare tutte quelle analisi. Se muoiono le api ci deve essere un motivo, e quindi assolutamente qua ci dovrebbe essere tutta una realtà che va a soccorso di questo, con delle analisi sempre più sofisticate, perché purtroppo sono delle particelle piccolissime queste sostanze. Questo è un progetto europeo, APNet e BNet. Pensate, ognuno di quelli punti sono decine di alveari, insieme a batterie di 10 alveari, dove vengono controllate tutte le api, la covata, il miele e le sostanze. E questo progetto è un progetto molto importante perché dimostra come si sta valorizzando quel discorso là dell'ape come equilibrio
diciamo del territorio e il monitoraggio del territorio. Vediamo questo progetto cosa ha fatto vedere. Ha preso come studio non solo il miele, non solo, diciamo, le api stesse, non solo la cera e tutto, ma anche e soprattutto il polline, perché il polline è la base della vita. Il polline è veramente la sostanza che è quella che dà l'equilibrio fondamentale di vita e di sviluppo dell'alveare. Se andiamo a vedere in maniera approfondita, vai ancora avanti, vediamo che l'ape col polline ha un rapporto importantissimo. Grazie al polline si riesce a crearsi delle difese naturali, per esempio. Noi questo facciamo fatica a capirlo. Per esempio l'anno scorso c'è stata poca produzione, poco polline, poca capacità di far riprendere le famiglie e abbiamo avuto una mortalità di famiglie enorme. Perché? Perché mancando questo elemento essenziale l'ape fa fatica a crearsi delle difese e a vivere in maniera equilibrata. Andiamo pure avanti. Non so se questo tutti lo sanno, per esempio sul servizio di impollinazione ci sono dei tipi di polline che devono svilupparsi dentro l'ape con la lemolinfa dell'ape. Vedete, il primo granulo pollinico penetra sotto la cuticola dell'ape, riceve l'emolinfa e il sangue dell'ape e sviluppa degli stami secondari, li vedete, no? Che fanno il polline che va a fecondare il fiore. Sapevate questo? Io l'ho scoperto 2 anni fa anch'io, non lo sapevo. E perché sembrava che fossero delle malattie, no? Ste api con sta roba, questi corni invece hanno analizzato che è proprio un polline primario, un granulo primario di polline che va a svilupparsi dentro la cuticola e produce un polline secondario. Una cosa bestiale. Proviamo a pensarci un attimo. E queste piante, se non hanno la possibilità di avere questa, diciamo, maturazione di questo polline, si trovano veramente in difficoltà di vita e di sviluppo. Proviamo ad andare avanti. Il polline, abbiamo detto, all'interno dell'alveare è fondamentale ed è legato soprattutto alla pappa reale, allo sviluppo della covata nei primi giorni di vita e logicamente alla forza della regina che mangia solo pappa reale. Andiamo avanti. Soprattutto a volte anche l'aspetto estetico del polline, i colori, no? Secondo voi questo quadro non starebbe bene su qualsiasi salotto di casa, no? È un quadro di vita. Guardate, qua si può capire quale polline hanno appena raccolto, come lo stanno stratificando, come lo stanno mettendo bene in deposito, ed è questa la vita delle api. Noi apicoltori dobbiamo fare molta attenzione a queste scorte di polline, perché si non va niente. Questo gli amminoacidi essenziali di vita. Quindi se viene a mancare questo è inutile andare a mangiare, sono niente. Cioè si crea uno scompenso ancora più grave, perché si vanno a rovinare le sue difese naturali. E dopo un po' del pesticidio, facciamo un bel cocktail e mettiamo subito queste a farcheo. Andiamo avanti? Ecco perché io mi sono appassionato soprattutto dell'allevamento, cioè dell'allevare le api, perché nell'allevamento ci si rende conto di tutte queste problematiche in maniera molto stretta. Nella produzione lo stesso ci si rende conto, ma a volte noi siamo talmente presi a fare i quintali o i chili o i centinaia di chili di miele, perché è quello che ci dà un supporto economico importante, che perdiamo di vista altre realtà che sull'allevamento sono fondamentali. E bisogna assolutamente ritornare a questo concetto dell'allevare bene le api, di dare loro la possibilità di plasmarsi col territorio di vita. Sono stati fatti un sacco di esperimenti. Le migliori api sono sempre quelle del territorio, perché si plasmano con quel territorio, perché vanno a superare, essendo forti dentro, vanno a superare le difficoltà di quel territorio. Se io porto un'ape regina da fuori, si deve per forza ambientare a quella storia, a quell'ambiente, a quella realtà, a quelle produzioni, a quel clima. Andiamo avanti? Quindi l'allevamento diventa veramente
l'aspetto centrale dal mio punto di vista che ogni apicoltore deve curare e deve valorizzare. Il superorganismo alveare l'abbiamo visto prima, basato sul cervello. Vi faccio vedere un altro aspetto forse molto importante, vai pure avanti, quello collegato a come l'ape impara. E sapete che vengono usate nei laboratori sempre più sofisticati le api ormai. E questo meccanismo è come far imparare un profumo all'ape, una sostanza all'ape. Allora, viene messa su dei contenitori appositi, è una tecnica che si chiama un nome particolare, e praticamente si fa passare, vedete che è un tubicino questo, no? Si fa passare un odore chimico a volte che ricostruisce una sostanza o qualcosa, e automaticamente passa l'odore e viene dato un premio. L'ape associa a quell'odore il premio. Se dopo io la libero, automaticamente lei va alla ricerca di quell'odore. Nelle bombe. E così si trovano la polvere da sparo, si trovano le mine, si trovano le sostanze più particolari attraverso questa forma di addestramento che ormai è scientificamente provata e valorizzata. In campo umano, certo, andiamo avanti, in campo umano vengono addestrate a sentire dentro il nostro alito. Sapete qual è l'odore più cattivo per le api? Magari non serve la maschera, ma non bisogna andare a alitargli sopra, perché noi abbiamo un odore animale, giusto? E praticamente loro, una volta addestrate dall'odore per esempio di un tumore polmonare, chiaramente attraverso delle sostanze chimiche, che quell'odore corrisponde a un tumore sul polmone, sulle parti respiratorie, e soffiando il paziente dentro questa ampolla particolare, quando si vede l'ape addestrata con quel sistema precedente a quel tipo di odore, passa da una camera a quella più vicina all'alito, perché riconosce la sorgente di quell'odore. Quindi pensate, vengono usate per fare una forma così di diagnosi preventiva anche a questi livelli. Sono molto più sensibili di un cane, logicamente per la ricerca, sono molto più sensibili. Di questo ne parliamo poco. Penso che nella nostra cultura dobbiamo diffondere molto di più queste capacità delle api, perché noi non siamo solo apicoltori per il vasetto di miele, siamo dei cultori delle api, quindi pensate il valore della salute viene prima del vasetto di miele. Lo scopo primario appunto sarebbe... Quindi è quello che io cerco di insistere anche nell'associazione nostra, e qua abbiamo il nostro consigliere il Belluno, che effettivamente dobbiamo avere questa forma più ampia di cultura sociale. Andiamo avanti? Non sto a spiegare come logicamente prima o dopo qualsiasi sostanza che non è naturale, che non viene ad avere un ciclo diciamo all'interno dell'ecosistema, prima o dopo la troviamo che arriva all'uomo, insomma non c'è niente da fare. Questa è la realtà, l'ha spiegato in modo perfetto prima Gilberto. Andiamo avanti? E questo è un articolo che ho fatto io recentemente, vai pure avanti, su Apitalia, dove ho utilizzato questo schema di Paolo Fontana, che per me è uno schema illuminante, per far capire come l'ape oggi è attaccata a 360 gradi da tutta una serie di situazioni che la porta inevitabilmente a degli spopolamenti e morie e avvelenamenti. Guardate, leggete un po' tutti: cambiamenti climatici, riproduzione flora-apistica, monoculture, pesticidi, nutrizione insufficiente, inquinamenti ambientali, nuovi parassiti delle api, nuove malattie dei virus collegati alla varroa, tecniche apistiche errate, impoverimento genetico delle api stesse. Quindi immaginate sto povero essere dove sta andando. Come si trova? Lo stiamo distruggendo. Lo stiamo distruggendo. E quindi io direi, apicoltori, facciamo un passo indietro. Facciamo un passo indietro per farne 10 in avanti. Cosa vuol dire?
cerchiamo di dare più equilibrio e naturalità alle nostre erbe. Loro sicuramente ci ricambieranno con dei passi avanti, oltre logicamente a sposarsi con l'agricoltura in modo integrato. Dovrebbero cambiare le leggi, dovrebbero dire, non so, i finanziamenti li diamo solo se c'è l'agricoltura e l'apicoltura che lavora in modo abbinato, solo se tu metti le api agricoltore come, non produzione, come monitoraggio di come tu lavori sulla tua vigna, sul tuo orto, sui tuoi campi. Hai un contributo in più, perché il tuo prodotto è super certificato, è certificato dalla vita delle api. Ma c'è discorsi strani, secondo voi sono discorsi fattibili? Per niente. Ci vuole una sensibilità che oggi non c'è. Sono discorsi che non possono esistere perché sembra che qualcuno faccia delle cose strane, invece sono talmente semplici, metto un alveare e controllo come questo si sviluppa. Può avere delle malattie sue, logicamente, che non c'entrano con l'habitat, ma se io faccio dei trattamenti ne farò subito. Andiamo avanti. Quindi una volta erano queste le morie, una volta, qualcuno le ha viste anche, e anche so che sei stato bravo a arrivare fino in fondo e farti anche risarcire dei danni, perché non è facile arrivare fino in fondo. Quando c'è una moria così è facile individuare il principio attivo e anche capire la sorgente. Ma quello che vi dicevo io prima, di quelle singole molecole che lavorano come effetto delle prove, è impossibile. Quindi non esisterà sempre meno questa possibilità. Esisteva una volta, perché buttava via roba carriolare. Adesso sono diventati intelligenti. Te gira le leggi, te regole, e come lui che perde, non so, anni ad andare in cerca di questo che altro confrontare. Come effetto fa questi lavori? È proprio una forma di specializzazione personale. Quindi torniamo sulla forza del cervello dell'ape, sui neuroni che ha e su tutti questi cervelli che sono messi assieme e che ci aiutano a capire la qualità dell'ambiente e della vita. Vai avanti, se no io mettiamo. Questo è Claudio Porrini, il braccio destro di Giorgio Celli. Abbiamo fatto un recente convegno l'anno scorso e siamo da sempre amici e con Claudio ci siamo sempre scambiati tutte queste, diciamo, impressioni. Sono i ministeri che devono farsi carico, lui dice Claudio, di eventuali ricerche necessarie a garantire la salute dell'uomo e dell'ambiente nel quale esso vive e non le case farmaceutiche o i privati. Spesso, è vero Gilberto, è la casa farmaceutica che fa fare la storia bene, rappresenta bene, infiocchettata e basta solo che venga approvata. Ci devono essere delle istituzioni neutre, dice Claudio Porrini, che non hanno nessun interesse e che vanno a fare... non esiste questa roba, non c'è questa forza così scientifica approfondita, infatti non c'è mai stato alcun pericolo, chi lo dice? Questa è per esempio lo dice una multinazionale. Il Ministero della Salute gestisce sia gli alimentari che i pesticidi, quindi chiaro. controllore e anche i medicinali, e anche cioè, che dopo si va a risolvere, si chiude il cerchio. A Penetta il progetto che vi dicevo prima. E cosa ha trovato a Penet? Guardiamo nel polline cosa ha trovato. 3% con pesticidi, praticamente sostanze, questo è interessante, perché questi pesticidi, Cumafos fluvalinate, secondo voi, quale contadino è stato a buttarlo via? Non c'è il contadino. C'è la mea culpa dell'apicoltore. E questo è un altro tasto su cui sto battendo parecchio. È qua dove l'apicoltore ha fatto degli errori gravissimi e continua a farlo. A usare degli acaricidi dentro gli alveari per combattere la varroa, per combattere le altre malattie. Ma non si rende conto che sta usando lo stesso sistema che usano certi agricoltori con certi pesticidi. Queste analisi, andiamo pure avanti, questi invece sono resti di idrocarburi nella cera, 17% con pesticidi, campioni di cera,
questa è la quantità minima e massima, anche qua, guardate, queste sono sostanze presenti acaricidi nella lotta contro la varroa. Non è stato il contadino, è stato l'apicoltore, diciamoci la verità. Andiamo avanti. Ho usato più elettroidi. Ho usato più elettroidi. Chiaramente deve usare queste sostanze per la varroa. Ci sono altri sistemi per combattere la varroa. Il miele, metalli pesanti. Adesso è uscita una legge, per esempio sul piombo, che con 100 ppb, il miele che ha 100 ppb di piombo, e questo è molto diffuso, si trova anche sui mieli di montagna, è eliminato dall'alimentazione, è scartato. Quindi è uscita da poco questa è una legge di questa europea. 100 ppb di piombo rendono scarto il miele, e purtroppo ce ne sono. Le analisi sulle api, per esempio, 13% con presenza di pesticidi, anche qua a un certo intervallo, e qua vedete che le sostanze sono un po' più complesse, qua ci sono anche delle sostanze che provengono dall'esterno, però rimane sempre il timbro della lotta alla varroa. Andiamo avanti. Questo è un film che mi sembra è stato fatto l'altra settimana, che ci dimostra che questa apicoltura, vai pure avanti, non ci porta da nessuna parte. Questa distrugge le api. Ci sarà bravi anche a rifarle, perché ieri compra la California, ieri porta giusto? Nel Canada, ma questo avanti è un sistema che io direi lasciamolo perdere, giusto? Giusto. Anche i bravi nomadisti che fanno apicoltura a livello, diciamo, di tutta l'Italia, di tutto il territorio nazionale, sicuramente non arrivano a queste esasperazioni. Chiaro, ci sono dei bravi nomadisti che lavorano con tanti alveari e riescono ad avere lo stesso un certo equilibrio. Guardate, un'autobotte ti va a nutrire, va a pompa. Siamo arrivati a una specializzazione esasperata. Come fanno queste api a avere le difese naturali, l'equilibrio che si diceva prima? Ho fatto un collage di varie iniziative. Questo è un recente convegno che abbiamo fatto con questo Gilberto, l'abbiamo fatto a Spresiano. Bellissimo, pesticidi, siamo ciò che mangiamo, bello questo discorso. E questo sopra che è stato fatto di recente dove? Sopra Limana. Sopra Limana, l'agricoltura intensiva ci conviene veramente? C'era proprio questo capitoletto. Io penso che qua c'è scritto tutto su cosa noi possiamo fare come scelta. Ed è logico, andiamo avanti, che una scelta di questo tipo, giusto? Questa non è un'alimentazione intensiva che fa crescere, giusto? Quanti bambini sono portati a questi mangiari? Questo è mangiare il cibo perché piace in un certo senso. Manca completamente quella che è una educazione alimentare. Io direi, se seguiamo l'ape, ci aiuta anche su questo. Andiamo avanti. Una moderna idea di qualità del cibo. Il miele può accompagnare qualsiasi cibo, basta saper fare le cose fatte bene, basta saperlo dosare e distribuire, perché è talmente concentrato. Io direi il miele e il polline è veramente un qualcosa di eccezionale, soprattutto sul crudo, dove è difficile imbrogliare, dove i profumi diventano quei profumi, dove i sapori diventano quei sapori e dove l'abbinamento è un'arte. Andiamo avanti? Questi sono i profumi del miele, per esempio. Un sommelier del miele, un assaggiatore del miele deve saper gestire questo mondo di profumi, riconoscerli. Guardate che non è facile, assolutamente, perché noi la scuola dei profumi non la conosciamo, cominciando dalle elementari, direi, no? Adesso per fortuna ci sono dei bei laboratori che certi insegnanti fanno sul far sentire i profumi ai bambini, perché è là l'età più delicata, hanno le papille sensoriali molto più attive di noi, e se noi facciamo esercitare questi bambini sui profumi naturali,
vengono a un certo punto così preparati a capire quelli sintetici, quelli chimici, che sono diversi da quelli naturali. Ma per selezionare e capire i profumi veramente ci vuole una scuola eccezionale. Ho trovato questa massima: se volete fare un regalo a una persona che le resti per sempre, insegnatele ad usare i propri sensi. Ogni momento della sua vita sarà più ricco di emozioni. Io direi, insegnate a usare i profumi prima di tutto, perché i profumi fanno cambiare il nostro stato d'animo, sì o no? Se io sento un profumo particolare ho già un atteggiamento diverso, mi ispira, è vero o no? Oppure faccio i confronti, ho riconosciuto questo che in confronto di quello eccetera, so qualificare un cibo, se è fresco, se è variato, faccio veramente analisi di un alimento e so apprezzarlo il profumo. Quindi forza con la scuola dei profumi, andiamo avanti. Per esempio abbinare i nostri mieli, questi si chiamano melliti. La forza del miele è, essendo un dolce puro concentrato di zuccheri, estrae dalle piante officinali mellifere, soprattutto le officinali aromatiche, estrae il principio attivo. Quindi attraverso questo studio che stiamo sviluppando, è interessante, molto bello, interessante, il miele ci aiuta a estrarre, basta guardate poca parte di pianta, basta che sia nel tempo balsamico col suo profumo naturale, il miele estrae quel principio attivo. Non è una aggiunta o smissiotto, è una sostanza naturale che può preparare l'apicoltore. E il nostro mondo comincia a essere un qualcosa di magico. Andiamo avanti? Questo è un miele che costa 400 euro al chilo, è il miele più buono del mondo. Lo conoscete? Chi lo dite? E dov'è? Guardate, se voi sapete questa unità di misura della moneta, avete capito dove proviene, fa un altro clic. Miele e oro, Dubai, ha un po' di oro sul fondo, chiaro? Però un chilo di questo miele costa 4 euro. È un miele che proviene da Verona, Millefiori, a cui hanno aggiunto un po' d'oro. Allora, Che proprietà estrae dall'oro, scusa, 23 carati. no, sapete che si fanno delle torte con l'oro sopra, si fanno dei piatti per arricchirli, per dare l'oro, lo si digerisce, non succede niente, se si digerisce lo si elimina, come lo si mangia, sarebbe andare a recuperarlo. Andiamo avanti. Qua vedete che sto andando così un po' a braccio, ma perché sono dei flash di grandi personaggi. Questo è l'altro allievo del professor Celli, amico di Claudio Porrini. Sono i due suoi, diciamo, assistenti che l'hanno accompagnato per tutta la vita. Altro che questo signore Corrado Assenza è diventato un grande chef. Ha fatto vivere il miele nelle sue interpretazioni. E io ho avuto la fortuna di conoscere un siciliano, quindi immaginate la forza che ha questa terra, soprattutto legata a questi personaggi. E lui dice, attenti cosa dice Corrado Assenza, tutto si sposa con il miele. Andiamo avanti? Lo zucchero è tiranno, il miele è democratico. Qua c'è tutto. Qua c'è tutta la sua filosofia, il suo principio. Cosa significa? Che lo zucchero è zucchero e basta, decide lui, fa tutto lui, è un Hitler. Il miele ti dà tutte le sfumature del mondo, è infinito da studiare, perché è difficile farlo uguale. Ogni alveare ha un miele diverso, sapevate questo, vero? Anche se sono sul stesso posto. Ogni famiglia ha un odore diverso e quindi c'è la democrazia di avere il massimo della qualità dei profumi. Andiamo a vedere i suoi principi di questo signore.
Questi sono alcuni grandi temi trasversali dove il miele crea armonia, sinergia ed esalta democraticamente tutte le specialità che le vengono accostate. Vediamo quali sono. L'ambiente, l'esigenza di recuperare un collegamento più stretto con la natura, la terra come fonte di ispirazione per i piatti, la sensibilità alle problematiche ambientali. Questo deve essere il miele, legato all'ambiente. Altro che etanichette tra gli apicoltori che gira e che fa mercato nero. Cominciamo a dirci la verità. Abbiamo dei clienti che sono talmente affezionati, no, se non sei il tuo, mi non voglio. Perché allora tu devi essere corretto, devi, io l'ho finito, se vuoi c'è questo di un altro apicoltore, ma non è il mio. È difficile dire così. Guardate che è fondamentale questo concetto nell'ambiente legato al miele. Nel caso nostro abbiamo cercato di fare una valorizzazione col miele del grappa su un territorio limitato, eccetera. Andiamo avanti. L'importanza delle materie prime, la centralità degli ingredienti che si esprime sia attraverso la realizzazione di orti familiari, sociali, scolastici, lo sto dicendo. Nel caso di realizzare quantità piccole realtà, sia attraverso la ricerca di prodotti di cui si conosce bene la completa tracciabilità e serietà professionale dei produttori. Conoscere la tracciabilità di quel prodotto è fondamentale. Quella materia prima è nata così, si è sviluppata così ed è questa. Costa un po' di più, d'accordo, ne mangerò un po' meno, però so che materia prima è. Andiamo avanti. Il tempo, inteso come stagionalità degli ingredienti, ma anche come tempistica nelle realizzazioni. Questo è un artista, per esempio il miele lo fa penetrare nella sostanza, quindi lo mette, diciamo, in ammollo, lo mette in sinergia con la sostanza. Ci vuole il tempo, ci vuole la sera prima per fare un certo tipo di pietanza, perché questa penetri all'interno dell'ortaggio o della frutta o di quella verdura e che crei questa osmosi. Il miele penetra dentro, non è appiccicato fuori e quindi crea un'armonia di gusto. Il tempo, andiamo avanti. La tradizione, il passato, questi sono abbinamenti, logicamente questo lo conosciamo, alla ricerca di ricette importanti. Andiamo avanti. Ho messo questi aspetti perché so che qua c'è un locale che sta curando molto questi aspetti qua legati alla degustazione, alla, diciamo, qualità dei prodotti abbinati alla tradizione, eccetera. La sensorialità, quello che dicevo prima. Queste sono le regole che il maestro Corrado Assetta ci ha trasmesso e ci continua a dire. Andiamo avanti? Allora cerchiamo di tornare bambini e andiamo a vedere se noi impariamo ad essere bambini, non facciamo alcun... Fermo, non sei bambino tu. Ma non si può tornare indietro. Non si può, sì che si Da può. là sì, ma da qua no. Non facciamo alcun passo avanti nella conoscenza. Cosa vuol dire? Essere curiosi, attenti e curiosi anche al dettaglio, al particolare, e cambia il mondo. Lui è un curioso dei pesticidi. Ma essere curiosi come lui, abbiamo una devozione, insomma, cioè, effettivamente essere curiosi ai pesticidi, avere una persona così a disposizione che viene a sintetizzarti, che sta là, eccetera, e dovremmo fare un monumento a questo signore. Fermo un altro applauso. Cosa fare? Come agire? Come ideare? Per quale qualità di vita? Chiediamo aiuto all'ape ecologa. Se noi seguiamo lo stile dell'ape che vi ho presentato prima, sicuramente troviamo una strada completamente diversa. Andiamo avanti? Quindi, andiamo avanti. La forza dell'ape è un mondo di cultura, sta attorno a tutte queste cose che vi ho già detto, guardate che sono infinite, pensate ognuna è un settore che bisognerebbe studiare e mettere insieme. Andiamo avanti. Perché non portiamo le api anche sul davanzale di una grattacielo? Si parla dell'apicoltura urbana finalmente, di mettere l'ape vicino a casa nostra, vicino alla porta di casa. È pericoloso,
L'altro ieri uno in piscina che per poco non moriva, l'elicottero, ma non era mia l'alveare. Diciamo che è più sicuro avere un alveare così davanti al davanzale, che le api si abituano, conoscono le persone, conoscono gli odori e non attaccano assolutamente, che non andare in piscina e ciapparsi schiacciando un'ape e la puntura dell'ape. Guardate che non è assolutamente da, diciamo, castigare l'ape per la sua pericolosità, bisogna valorizzarla per questa sua sensibilità e capire il suo linguaggio. Infatti il successo che hanno le visite didattiche nell'alveare del Grappa è proprio quello di portare i bambini a carezzare le api. E mi distintesi matto, non farò mai. Infatti anch'io pensavo di non poterlo averlo fatto mai. Sono stati i bambini stessi che mi hanno accompagnato. Io ho solo osservato loro, solo osservato i loro comportamenti e piano piano ho cercato di gestire un contatto, di comunicare, far comunicare a loro la sensibilità dell'ape, il linguaggio dell'ape. Ci sono riuscito. Non c'è scolaresca che arriva a questo momento magico e quindi si esprime in un modo eccezionale. Ho conosciuto un diverso, sono una persona più ricca perché è una cultura molto più aperta, più completa. Ho conosciuto un diverso sensibile, un diverso delicato, un diverso che lavora con i profumi, un diverso e diventa una buona magia. Guardate che i nostri giovani aspettano solo questo, delle emozioni, di mettersi in gioco, di rischiare. Oh, tiriamo su cosa? Di poastri sotto una campana di vetro? Ci deve essere un confronto con la vita e comunicare con un diverso come l'ape è una scuola eccezionale. Cambia la testa. Arrivano alle scolaresche in un modo, escono dal cancello in un altro. E lo vedo dal riscontro che c'è. Quindi io direi, un altro filone è sviluppare questa cultura. Apicoltori, ricordatevelo, e non ha concorrenza. Questa, la cultura, non ha nessuna concorrenza, è sempre un valore aggiunto. Non passa di moda. Il miele invece ti produci un anno una straie, ti tocca quasi regare dopo. Non succede ultimamente, ma insomma. Ecco, adesso qua ho messo una parte più per gli apicoltori. Vado troppo lungo, chiudiamo, se no. Ho messo una parte perché so che ci sono degli apicoltori, una parte più tecnica per gli apicoltori. Quindi scusatemi se andiamo su concetti che sono un po' più tecnici. Nel 2015 un'annata apistica eccezionale. E quindi in questa annata abbiamo capito, siamo venuti in annate difficili, in particolare la mia azienda ha avuto una mortalità di api l'anno scorso, non mi vergogno di dirlo, oltre il 50-60%, e ho capito a cosa è dovuto, adesso ve lo spiego. E quest'anno, partendo da quelle poche api che sono rimaste, le ho riportate alla quantità che avevo prima. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la forza delle api è veramente eccezionale, specie per l'annata di quest'anno. Questo concetto, a seconda della zona, del periodo, dell'ecotipo di api, vedete, sono tante gocce che si sommano e a un certo punto ti portano la morte dell'alveare. Questi sono vari cocktail di combinazione, possono essere malattie, la varroa, inadeguata gestione apistica, pesticidi, nosema, che è una malattia origina, virus, scarsa biodiversità dell'ambiente, altre cause, effetti sinergici che si creano fra di loro, e qualità del polline insufficiente. Basta anche magari una sola di queste cause molto molto importante, per esempio in questo caso solo i pesticidi, porta a morte direttamente dell'alveare. Ma quando queste cause si mettono assieme diventa fuori una cosa bestiale e questo è impossibile controllare. Noi dobbiamo cercare di navigare il meglio possibile su questa realtà. Andiamo avanti. Questo è il nostro apiario, vedete che abbiamo cercato di valorizzare proprio e curare al massimo l'allevamento attraverso nuclei, attraverso famiglie,
usando anche questo tipo di casetta che la uso anche come scopo didattico, dove i bambini entrano e ascoltano il suono delle api. È la prima medicina mentale. A occhi chiusi, ascoltare il canto delle api. Specie magari quando sono al lavoro, eccetera, magari non così il saccheggio, però su una giornata normale, anche se piove, diciamo esternamente, loro hanno un loro suono. E questo suono è magico, fa cambiare la mentalità. Andiamo avanti, non servono altre protezioni. Questi due articoli specializzati, io li ho trovati su Abitaglia, mi hanno fatto capire il sistema immunitario dell'ape e dell'alveare quanto è complesso e perché le mie api sono morte. Chiaramente